Buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, sabato 5 luglio, saremo insieme come sempre fino alle 13:30 con tante notizie da tutto il territorio, la cronaca come sempre in primo piano, ma soprattutto la politica con cui apriamo questa prima edizione perché la Lega ha chiamato a raccolta gli oltre 400 sindaci del Veneto per dare ufficialmente il via alla campagna elettorale e alle elezioni che sono previste in autunno. Ancora non si conosce la data, ma insomma a Santa Caterina un incontro con tutti i sindaci per fare il punto. Noi lì in diretta abbiamo il nostro Lucio Zanato e Lina Paronetto che stanno seguendo la conferenza. Ci colleghiamo intanto in diretta per sentire quali sono le prime parole che sono date. Tra poco dovrebbe parlare anche il segretario Stefani. Intanto andiamo un attimo a Santa Caterina, Treviso. Gestiscono in forma, diciamo così, ufficiosa, tra virgolette, nel senso oggi un ambito, il capofila è un ente, un comune dove il sindaco è legale rappresentante di quell'ambito. Quando verranno istituite gli ATS avrà una natura giuridica indipendente con tanto di direttore generale e anche CDA. Quindi è una sfida sicuramente molto importante, non sarà semplice, ma sicuramente cambierà volto a quello che sono i servizi sociali erogati attualmente nel nostro territorio. Io sono sempre stato un promotore degli ATS, ci credo fortemente perché penso che i servizi verranno erogati in modo puntuale e preciso, cosa che succede anche oggi, ma sicuramente in modo molto più snello, anche e soprattutto nella gestione delle DGR che verranno appunto varate. Quindi chiedo solo alla Regione Veneto che si faccia appunto garante, diciamo, della continuità del finanziamento di PNRR e soprattutto che ci sia una struttura, diciamo così, che ci aiuti noi comuni a dialogare col Ministero. Molto spesso abbiamo qualche difficoltà. E allora questo da Santa Caterina, un programma fitto di interventi ed è intervenuto tramite un video anche il ministro Salvini per portare insomma la sua presenza nonostante fosse a Tokyo per impegni istituzionali e lo sentiamo. Faccio e farò di tutto perché il buon governo leghista del Veneto possa avere continuità, senza togliere niente a nessuno, garantendo l'unità del centrodestra che è un bene prezioso in tanti comuni. Pensiamo a Treviso, pensiamo alle centinaia di comuni che amministriamo in Veneto, pensiamo a quello che facciamo in regione a livello nazionale. Ecco, però io penso che l'eredità di Luca Zaia e della Lega possa trovare in un uomo o in una donna della Lega, con una squadra assolutamente all'altezza, altri 10 anni di buon governo. Ce la metterò tutta da vicepresidente del Consiglio, da segretario della Lega, da militante della Lega, perché il modello di tanti sindaci, di tanti assessori e di tanti consiglieri è un modello di buon governo a livello non solo italiano ma europeo. Quindi conto che insieme alla coalizione si fissi il prima possibile la data per le nuove elezioni. Purtroppo come Lega non una ma 5 volte abbiamo provato col terzo mandato non ad accontentare una persona o una regione, ma a dare la possibilità di scelta più libera e più concreta ai cittadini in tutta Italia a partire dal Veneto. Tutta la politica da destra a sinistra ci ha detto no, ahimè, ne prendiamo atto, però io penso che il buon governo della Lega in Veneto sia fuori discussione, quindi conto di fornirvi il prima possibile la data delle elezioni, di chiudere la squadra in Veneto ma anche nelle Marche, in Toscana, in Campania, in Puglia, in Valle d'Aosta che andranno al voto nelle prossime settimane. Ci vediamo presto e aspetto tutti voi con la fascia, con la bandiera del leone e con Alberto da Giussano il 21 settembre a Pontida. E insomma così intanto vediamo in bassa diffusione chi sta parlando è il sindaco di Bassano Finco. Sentiamo cosa sta dicendo, è un susseguirsi di interventi in questa mattinata a Santa Caterina. 20 anni e ci escono ad 80, ma la casa popolare e l'edilizia convenzionata deve essere uno strumento per agevolare le giovani coppie attraverso un percorso di vita autonoma, dove oggi fare un figlio non deve essere visto come un peso ma come un investimento per questa società.
Qualche tempo fa, fuori dai locali, si vedeva quel cartello "Io qui non posso entrare", con l'immagine del cane. Oggi ci sono ristoranti che se tuo figlio ha meno di 14 anni non puoi entrare perché crea disturbo. Ci sono hotel che se tuo figlio ha meno di 16 anni non puoi entrare perché dà fastidio. Questa non è una società che può avere futuro se non crede nelle nuove generazioni. Insomma, così intanto il sindaco di Bassano, però ieri il Carroccio è intervenuto per parlare insomma del dibattito che sta tenendo banco questa settimana, quello dello Iuscole, su cui sui giornali questa mattina dibatte anche la Presidente del Governo Giorgia Meloni. Intanto sentiamo che cosa ne hanno detto Villanova e Tosi, quindi Lega Fratelli d'Italia, Forza Italia. Forza Italia con Tajani ieri è tornato alla carica sullo Iuscole. Non è bastata la bocciatura senza appello che è arrivata dal referendum di poche settimane fa, dove gli italiani hanno detto chiaramente che non vogliono corridoi preferenziali per le nuove cittadinanze. Forza Italia sembra andare veramente contromano rispetto a quella che è la volontà degli italiani. Noi invece come Lega ci riuniremo proprio domani insieme ai nostri sindaci, ai nostri assessori, più di 400 amministratori del territorio, per iniziare a scrivere quello che è un programma verso le regionali, un programma che deve intercettare i bisogni reali dei veneti. Tra questi sicuramente non c'è lo Iuscole. Alberto Villanova, rispetto allo Iuscole, dovrebbe prima leggersi i provvedimenti, capirli, così eviterebbe, come spesso gli capita, di parlare a sproposito. Per lo Iuscole è addirittura più restrittivo dell'attuale situazione. Oggi, con 10 anni di permanenza in Italia, chiunque può ottenere la cittadinanza, a prescindere da come si comporti e soprattutto che sia integrato o meno, che parli o meno l'italiano. Mentre invece lo Iuscole cosa prevede? Prevede che ci vogliano 10 anni di frequenza alla scuola dell'obbligo in Italia, quindi vale per i ragazzi e le ragazze che sono integrati, 10 anni di frequenza con profitto, è un provvedimento che la dà a chi è realmente integrato. E questa è la giusta direzione, anche perché se parliamo per esempio di uno dei grandi problemi di sicurezza che ci sono oggi, che è quello dei Maranza, i cosiddetti Maranza, che hanno tutti la cittadinanza italiana, con lo Iuscole probabilmente nessuno di loro potrebbe raggiungerla. E poi c'è un fatto in prospettiva: noi siamo un paese purtroppo in denatalità. È vero che è giusto fare come le facciamo, come questo governo sta facendo, politiche per la natalità, però la Francia, che lo fa da 20 anni, è riuscita dopo 20 anni a sconfiggere la denatalità. Noi non possiamo aspettare 20 anni per risolvere un problema drammatico, che è anche quello dei lavoratori. Noi abbiamo posti di lavoro e non abbiamo lavoratori, e le imprese chiedono lavoratori, e quindi avere dei ragazzi immigrati, integrati, che vanno a scuola con profitto, che vogliono integrarsi, crescere, mettere su famiglia e lavorare in Italia, questa è anche una risposta positiva dal punto di vista della crescita della società. Insomma, intanto ha preso parola il segretario Stefani. Torniamo a Santa Caterina, Treviso. Le sfide del futuro saranno sempre diverse e il compito della politica non è star fermi. Il compito della politica è guardare avanti, anticipare le sfide e cominciare a trovare le soluzioni per le sfide della società del domani. L'invecchiamento attivo, la tutela dei ragazzi, la salute mentale, il coraggio di affrontare i temi del sociale per la società che cambierà, una società sempre più anziana, una società in cui le malattie neurodegenerative sono in aumento, in cui i fenomeni anche di disagio giovanile sono in aumento. Noi non possiamo voltarci dall'altra parte, noi dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti, di capire che società avremo nei prossimi 30 anni e affrontare queste sfide a viso aperto con coraggio, perché questo devono fare gli amministratori. Oggi noi non siamo qui contro qualcuno, non siamo qui contro una coalizione, siamo qui per costruire insieme il futuro di questo territorio. Siamo qui per costruire e disegnare insieme ai territori, ai sindaci, agli amministratori, alle comunità locali quello che è il programma elettorale dei prossimi anni, quello che è il programma amministrativo della prossima regione. E chi meglio dei sindaci, chi meglio degli amministratori, chi meglio degli assessori con le relative competenze e le relative deleghe possono capire quali sono i problemi che tutti i giorni le nostre comunità vivono. Abbiamo affrontato temi, abbiamo lanciato proposte, abbiamo raccolto materiale, ma soprattutto quando si fa politica
abbiamo dimostrato di avere degli esempi. Quando si fa politica c'è una forza che è più forte di tutto il resto, è più forte dell'avversità e si chiama esempio. E qui ci sono degli esempi di amministrazione, esempi di coraggio, esempi di onestà. Voi siete l'esempio concreto di chi rischia, di chi ci mette la faccia, di chi tutti i giorni difende la propria comunità, e la politica ha bisogno di esempi. E io, da segretario regionale di questo movimento, sono orgoglioso che i vostri esempi siano da oggi parte del programma amministrativo del futuro del Veneto. Siete esempi di prossimità. E su questa parola voglio soffermarmi. La prossimità deve essere la cifra distintiva del nostro agire politico, è la cifra distintiva di questo movimento, il movimento che da anni ha affinato una classe amministrativa e una classe dirigenziale che conosce il proprio territorio, conosce la propria comunità, conosce via per via quel comune. Sono amministratori a cui i cittadini sapranno dove bussare la porta per avere delle risposte. Sono amministratori che i cittadini conoscono, a cui stringono le mani il sabato mattina al mercato, a cui stringono le mani negli uffici comunali. Questa è la cifra della Lega, questa è la prossimità che noi dobbiamo difendere con coraggio, ed è la cifra distintiva del nostro valore aggiunto, di chi conosce questo territorio. E oggi, con oltre 450 esempi, ci mettiamo in marcia. E in ognuno dei 250 comuni oggi rappresentati si accende una luce che giorno dopo giorno sarà sempre più forte, sarà sempre più intensa e coinvolgerà sempre più cittadini. Quando mi sono candidato segretario regionale di questo movimento 2 anni fa, poco più di 2 anni fa, ho iniziato il mio intervento ripetendo 2 parole: sono qui. Oggi non dico più sono qui, oggi siamo qui. Siamo qui orgogliosi, coraggiosi, determinati, e da oggi inizia una maratona, tutti insieme, una maratona che ci porta a far sì che tutte le proposte che sono state raccolte prima, quelle che abbiamo raccolto con i cittadini e quelle che nella prossima settimana raccoglieremo con le associazioni di categoria e le imprese, possano tradursi in realtà. E in questa maratona, che vede i sindaci e gli amministratori portabandiera, che vede nei nostri militanti gli atleti principali, che vede nella nostra comunità della Lega il contenitore naturale del buon governo, noi dobbiamo andare fino in fondo. E questa maratona, io da segretario regionale, insieme a tutti voi sindaci, voglio andare fino in fondo, perché lì dobbiamo arrivare. Oggi la comunità della Lega è fatta di amministratori qui presenti di sabato mattina, amministratori coraggiosi, visionari, che hanno messo l'onestà prima di tutto il resto, che hanno tolto il tempo alla propria vita privata per donarlo alla propria comunità, perché questo significa essere un amministratore della Lega. A tutti voi chiedo il massimo impegno nei rispettivi comuni, ciascuno nel proprio comune, ciascuno con le proprie relazioni, ciascuno con le proprie conoscenze. Oggi inizia un grande cammino insieme e io sono orgoglioso che questo cammino lo faremo tutti insieme, noi della Lega, insieme ai nostri amministratori, insieme ai nostri sindaci, insieme ai nostri militanti. Facciamo sì che tutto quello che oggi abbiamo proposto qui dentro possa diventare realtà. Grazie a tutti. Viva gli amministratori della Lega, viva i sindaci della Lega, viva questo straordinario movimento, viva il Veneto, viva San Marco. Duri i banchi e mettiamoci tutti in cammino insieme. Grazie.
Noi riprendiamo la linea in attesa della conferenza stampa che è stata prevista proprio al termine di questo incontro con i sindaci. Appunto ci sarà per noi la nostra Lina Paronetto. Intanto continuiamo con uno sguardo sulla cronaca, perché dobbiamo darvi conto ancora delle tragedie sulle strade. Era in vacanza con gli amici motociclisti il 35enne di Moriago della Battaglia Andrea Zanin, papà di 2 bambini piccoli, che è morto in un incidente stradale in Croazia. La tragedia domenica scorsa a Carlopago, ma la notizia si è diffusa soltanto ieri. Una comunità in lutto, quella del piccolo paese di Moriago, dove il giovane viveva con la sua famiglia. Profondo il cordoglio anche in tutto il quartiere del Piave, dove risiedono amici e parenti. In tanti conoscevano e stimavano Andrea, diplomato in agraria forestale a Feltri, impegnato come serramentista in una ditta di Falsa di Piave. Al momento la polizia croata, che è intervenuta sul luogo del sinistro e sta svolgendo le indagini, non ha ancora informato i familiari dell'esatta dinamica che ha causato l'incidente, costato la vita ad Andrea e che vede coinvolti anche altri mezzi. I familiari si sono rivolti ad un gruppo di avvocati per gestire i rapporti con le forze dell'ordine croate e capire quello che è realmente accaduto. E è stata la notizia di apertura anche dei giornali questa mattina del tremendo incidente, uno schianto con l'auto che lo precedeva. Anzi, vedo subito in collegamento Andrea Stefani, la conferenza è iniziata, la linea a Treviso, ancora a Santa Caterina. Dietro il traguardo. La corriamo insieme ai nostri militanti, insieme ai cittadini del Veneto che abbiamo ascoltato, da oggi insieme ai sindaci e agli amministratori della Lega che hanno portato proposte molto importanti per le sfide che il Veneto dovrà affrontare in futuro. Una sfida che vogliamo affrontare in continuità e che ci permette anche di esprimere la nostra posizione su quelle che sono le sfide che la società del domani dovrà affrontare anche qui in Veneto. Candidato di coalizione, non c'è un candidato della Lega, cosa possiamo dire al proposito? Noi al singolo preferiamo la squadra, qui siamo una squadra di oltre 450 amministratori, 250 comuni rappresentati, centinaia di amministratori che oltre a fare politica in maggioranza fanno anche opposizione nelle rispettive amministrazioni comunali e quindi siamo qui per questo. Noi vogliamo costruire il futuro del nostro movimento partendo dalle realtà locali e dalle comunità. È questo il percorso che vogliamo affrontare insieme. Senta, lei ha detto non siamo contro nessuno, però anche ha detto vogliamo andare noi fino in fondo. No, noi non siamo contro nessuno, nel senso che siamo aperti a una coalizione, come io ho sempre sostenuto, una coalizione di governo a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale, però è anche vero che la Lega a livello territoriale ha una classe dirigente molto importante e noi non possiamo esimerci da costruire un programma elettorale che parta dalle comunità locali. Insieme alle comunità locali possiamo costruire il futuro di questo territorio. Noi facciamo la nostra parte, iniziamo portando il nostro contributo. Non siamo qui per lanciare candidature, per lanciare corse in solitaria, siamo qui però per costruire il futuro del Veneto e non c'è nessuno come gli amministratori che può darci il migliore contributo per costruire il programma amministrativo dei prossimi anni. Quali sono le condizioni imprescindibili da porre alla coalizione? Ma noi non siamo qui per porre condizioni, siamo qui per offrire programmi. Siamo consapevoli che il programma scritto dai nostri amministratori che rappresentano la storia politica di questo territorio degli ultimi anni sia il miglior programma possibile, come avrete sicuramente sentito, abbiamo parlato di sfide importanti, l'invecchiamento attivo, la natalità, la sfida del sociale, la sfida anche della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Abbiamo affrontato anche tantissimi altri temi in questa sede che sono temi fondamentali. Noi vogliamo fare politica così, parlando di temi, parlando delle proposte che i cittadini ci hanno lanciato e costruire il futuro di questo territorio. Credo che sia il miglior modo per fare politica, non mettere davanti un singolo, mettere davanti una squadra, mettere davanti delle idee, mettere davanti un programma amministrativo. Ecco segretario, ma è ora di mettere davanti il nome del candidato. Matteo Salvini ha detto deve essere nostro.
Io credo che poi questi interventi avvengano su tavoli di carattere nazionale. Noi abbiamo più candidati possibili, abbiamo una squadra capace, una squadra costruita negli anni, non siamo qui per lanciare qualcuno, siamo qui per lanciare delle proposte, siamo qui per lanciare delle idee, siamo qui per lanciare dei programmi. È qualcosa che magari in politica si fa un po' meno ultimamente, però credo sia un bel esempio, un bel messaggio che diamo ai cittadini. Dalla vostra base arrivare la richiesta. La base è giusto che discuta e si confronti e assuma tutte le posizioni che vuole, perché è giusto che sia così. Noi siamo un partito molto democratico, molto aperto alla discussione e ovviamente faremo tesoro delle loro proposte, delle loro segnalazioni. Poi è chiaro che siamo in una coalizione di governo a livello nazionale, a livello regionale, noi vogliamo lavorare in continuità. Crediamo che il nostro movimento politico sia il movimento che più di tutti conosca questo territorio e sia in grado di esprimere le migliori figure e i migliori programmi. Noi diciamo semplicemente questo e credo che oggi abbiamo anche dato prova di come si costruisca un programma amministrativo, abbiamo dato prova della capacità amministrativa dei nostri sindaci e della capacità di avere visione, quindi di guardare non alla società del domani ma alla società dei prossimi 20, dei prossimi 30, dei prossimi 50 anni. Secondo me la politica deve fare questo, non deve litigare sui nomi e non deve litigare per beghe interne, deve fare questo, deve costruire programmi, deve lanciare idee, deve risolvere problemi. A proposito di figure importanti, c'è sempre un po' nell'aria la figura di Luca Zaia. Che ruolo potrà avere nella campagna elettorale per le regionali e se ci sarà una lista Zaia, come viene anche invocato da una parte della base e come pare che anche il governatore sia intenzionato a sostenere? Con il Presidente mi sento costantemente tutti i giorni, c'è un ottimo rapporto di collaborazione anche con il partito, chiaramente, e tutte le decisioni le assumeremo insieme nelle sedi opportune, quindi nel direttivo regionale e ovviamente in collaborazione con il Presidente che è membro del direttivo regionale. Noi consideriamo necessaria la continuità amministrativa perché questa amministrazione regionale rappresenta una parte di storia di questo territorio, noi vogliamo conservare questo patrimonio, valorizzarlo e garantire ai veneti serenità, fiducia, coraggio e capacità di vincere anche le sfide che la società del domani, che non è la società di oggi, non è la società di ieri, ci metterà davanti. Ma premesso che il candidato presidente non lo scelgo io e non lo scegliamo in questa sede, potrebbero esserci liste Mario Conte presidente, liste Alessandro Montagnoli presidente o magari possiamo trovare anche tantissimi altri nomi. Non siamo qui per lanciare dei nomi, siamo qui per lavorare perché i cittadini veneti possono avere il migliore programma amministrativo possibile, un programma di visione che parta dal basso. È un esempio di sana politica che io voglio valorizzare. Senta, ma il verbale per esempio dei segretari di sezione che si sono riuniti al K3, lei lo avrà ricevuto, immaginiamo, cosa pensa di quello che è emerso da consessi del genere? Non l'ho ancora ricevuto e credo che ci siano altre riunioni prossimamente. Io credo che la base è giusto che si possa esprimere, è normale che ogni partito abbia anche l'orgoglio di esprimere la propria posizione, è giusto che sia così come tutti gli altri partiti. Credo che poi le decisioni vengano assunte su altri tavoli, noi però vogliamo dimostrare quello che valiamo. Oggi credo che abbiamo dimostrato che questo movimento ha delle grandi energie, ha tantissime donne e uomini che tutti i giorni fanno amministrazione, che rischiano, che ci mettono la faccia e che hanno dimostrato di dare visione a questa giornata e anche al programma amministrativo del nostro territorio. Scusi, ma il popolo leghista sentire si decide in altri tavoli, non è che piaccia tanto? Il popolo leghista sa benissimo che le sezioni possono assolutamente esprimersi, sa benissimo, come sempre è accaduto, che le decisioni intervengono su altri tavoli. È chiaro che poi il direttivo regionale prenderà le proprie decisioni. C'è un direttivo regionale che per statuto prende le decisioni per quanto riguarda le elezioni amministrative regionali, quindi non lo dico io o non lo dice qualcun altro, lo dice il nostro statuto, lo dice il nostro regolamento e sinceramente è quello che è sempre accaduto in tutte le elezioni regionali. Il direttivo regionale è stato eletto dai militanti, quindi è espressione della base. Quindi i membri eletti dalla base, quindi l'espressione della base, deciderà il futuro del nostro partito qui in Veneto. Senta, però il sentiment è stato ben espresso dal qui presente padrone di casa che ha detto meglio soli che male accompagnati. Ma noi lavoriamo affinché ovviamente la coalizione possa essere unita,
È chiaro che noi abbiamo un programma amministrativo, è chiaro che noi abbiamo una visione del nostro territorio, è chiaro che noi abbiamo una visione di quello che il Veneto dovrà essere nei prossimi anni e al tavolo non possiamo nascondere tutto questo. Abbiamo donne e uomini formati negli anni, abbiamo sindaci straordinari, qui ne ho uno al mio fianco, abbiamo persone che possono dare davvero un grande valore aggiunto a questo territorio e credo che questo debba essere preso in considerazione. Io l'ho sempre ribadito, lo ribadisco ancora una volta, però ripeto, oggi siamo qui per parlare di programmi, abbiamo dimostrato di saper costruire un programma partendo dalle comunità locali e io sono orgoglioso di questo. Sindaco Conte, meglio soli che accompagnati, che tipo di messaggio è? Ma credo, guardate, che oggi la Lega abbia dato davvero l'esempio di un atteggiamento importante in vista di una tornata elettorale fondamentale che è quella delle regionali, e l'atteggiamento è quello della proposta, e questo è quello dell'ascolto e della costruzione. Poi è innegabile che in questi giorni ci sia anche qualcuno che la campagna elettorale la sta costruendo sulla critica nei confronti dell'amministrazione regionale, e non credo che sia l'ingrediente giusto per costruire un percorso insieme. È ovvio che poi alle segreterie spetta la strategia generale, è altrettanto vero che leggere quotidianamente attacchi nei confronti del presidente Zaia agita un po' gli animi della base, e quindi è giusto mettere i paletti, nel senso che noi stiamo dimostrando, lo dimostriamo quotidianamente con il lavoro che svolgiamo nelle nostre comunità, lo abbiamo dimostrato stamattina, ci stiamo concentrando su una prospettiva, su una visione di territorio, ma soprattutto stiamo dando ascolto a quelle che sono le esigenze di una comunità. C'è qualcun altro invece che, invece di voler dare continuità amministrativa a una coalizione, sta cercando di evidenziare i punti critici o deboli, talvolta in modo assolutamente strumentale. Ecco, credo che se tutti assumiamo l'atteggiamento che oggi la Lega ha assunto, non ci saranno problemi a lavorare insieme, a trovare un punto di sintesi e soprattutto a guardare al futuro con un centrodestra unito. È quello che speriamo, nel senso che io a Treviso amministro col centrodestra unito, oggi in Regione c'è il centrodestra unito e al governo c'è il centrodestra unito. È altrettanto vero che i modi fanno la differenza, quindi chi attacca si autoesclude, chi costruisce invece è ben accetto. No, io credo che Forza Italia abbia la capacità di costruire delle proposte esattamente come ha fatto la Lega questa mattina, propositivi, non critici, non disfattisti, e soprattutto penso che bisogna lasciar perdere questioni personali, no? Perché credo che alla base dei continui attacchi ci sia della ruggine personale tra qualcuno. Ecco, quella ruggine, quegli attacchi non interessano i veneti, non servono a una coalizione e soprattutto non serve al Veneto del futuro. Se poi gli alleati, ma questo ripeto, spetta alle segreterie, assumono un atteggiamento propositivo, costruttivo, di coalizione, di rispetto e di collaborazione, io credo che non ci sia alcun problema di trovare un punto di sintesi, fermo restando che oggi la Lega ha dimostrato, grazie all'esercito di amministratori, e non erano nemmeno tutti, che ha le capacità di fare qualsiasi cosa. Quindi noi oggi siamo molto concentrati, e per questo ringrazio Alberto Stefani, sull'ascolto delle comunità. Noi siamo il termometro, noi siamo i politici con le scarpe consumate, a forza di andare a vedere cantieri, andare a incontrare i cittadini, andare a vedere le buche sulle strade, andare a vedere il disagio delle famiglie. Quindi oggi in sala c'erano tante scarpe consumate a forza di camminare per le vie, per le piazze, per i mercati. Ecco, credo che questo sia l'atteggiamento giusto, ascolto e proposta. Se tutti faranno così, credo che non ci sarà alcun tipo di problema nel correre insieme. Scusi, da 3 mesi noi sentiamo la Lega va da sola, Zaia fa la sua lista. Oggi mi pare che questa assemblea abbia detto no. No, questa assemblea oggi ha parlato di programmi, ha parlato di proposte, ha avuto oltre 50 interventi di sindaci che hanno parlato di futuro. A noi piace parlare al futuro e credo che questo messaggio sia arrivato. È chiaro che preferiamo farlo in una coalizione di centrodestra perché è l'alveo naturale del voto dei veneti e del volere anche dei veneti, però noi siamo un partito con un'identità e vogliamo
portare le nostre proposte, lanciare i nostri temi e farlo insieme ai nostri amministratori. Il programma elettorale l'abbiamo diviso in 3 pilastri, il primo con i cittadini e i gazebo, abbiamo raccolto oltre 10.000 segnalazioni e proposte da parte dei cittadini, abbiamo oggi iniziato il pilastro numero 2, quello con gli amministratori e i sindaci, e da lunedì il pilastro numero 3 con le imprese e le associazioni di categoria che offriranno i propri spunti al nostro movimento politico. Noi siamo qui per scrivere il programma amministrativo e parlare di futuro. Questo è quello che ci interessa. Sono convinto che questo programma amministrativo e che questa classe dirigenziale di amministratori sia la classe migliore possibile, affinata negli anni e che potrà dire la sua su quello che è il futuro del Veneto. Qui avete Mario, siccome parlavate di 3 mesi, no, di quello che abbiamo letto sui giornali, io e Mario eravamo sempre messi uno contro l'altro come possibili candidati. Siamo qua insieme per costruire il futuro del Veneto. Questo è quello che conta. A noi due conta questo e anche a tutto il resto degli amministratori. Insomma, così la Lega sta mandando dei segnali chiari e un programma deciso da tantissimo tempo. Noi intanto andiamo in diretta, torneremo sulla politica tra poco con la cronaca. Siamo collegati da Villafranca Padovana, dove da ieri è in atto un incendio, vigili del fuoco al lavoro, una discarica che in realtà era un ex capannone utilizzato come discarica. Per noi lì c'è il nostro Francesco Ratai. Francesco, buongiorno. Intanto, che cos'è successo? Era in atto anche l'intervento di ARPAV per la qualità dell'aria. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Ecco, lo vedete alle mie spalle il luogo dell'incendio. È una discarica abusiva che era stata anche sequestrata. Il sindaco ci ha detto che era stata dissequestrata relativamente da poco per permettere appunto lo sgombero di tutta l'area. È da anni che quest'area è sotto l'attenzione dell'amministrazione comunale e sotto gli occhi dei cittadini. Ieri sera alle 9:15 è partito un incendio. Quello è un deposito vengono accatastate automezzi. I residenti ci hanno detto che hanno sentito molti boati, probabilmente le gomme o i serbatoi delle auto che scoppiavano. Una altissima coltre di fumo nero si è estesa per oltre 30 metri ed era visibile da chilometri di distanza anche da Padova. Qua ci troviamo a Villafranca, che è nell'Interland padovano, nella cintura urbana. Ci troviamo sul cavalcavia, che è l'unico collegamento che il borgo dall'altra parte dell'autostrada ha per arrivare a casa, perché l'altra via d'accesso era è bloccata tuttora per dei lavori alle fognature. I tecnici stanno cercando di accelerare per riaprire almeno parzialmente, per permettere ai residenti di accedere alle proprie abitazioni. Non so se lo state vedendo, ci sono i vigili del fuoco adesso insieme al sindaco Silvano Salvò che stanno parlando con i residenti. Sembrerebbe una comunità di nigeriani in questa zona, che testimoni ci confermano che allo scoppio dell'incendio sono scappati. Ecco, se anche con le immagini riusciamo a farvi notare un'altra cosa: l'autostrada, che è stata chiusa per molte ore per permettere l'intervento delle forze dell'ordine, per mettere anche in sicurezza, perché vedete è molto vicina al luogo dell'incendio. Là ci sono dei depositi di fieno, materiale molto infiammabile. I residenti ci dicevano che le faville erano così alte, ce n'erano così tante, che avevano paura che venisse appiccato il fuoco anche dall'altra parte dell'autostrada. E sempre per colpa del rogo è stato bruciato anche un traliccio dell'alta tensione. Infatti la zona è rimasta senza elettricità per delle ore, almeno fino alle 2:30, 3:30 di questa notte. Adesso
come vedete la viabilità sull'autostrada è stata ripristinata e anche l'elettricità elettrica è stata ripristinata non solo nel comune di Villafranca ma anche in quelli adiacenti, c'è Mestrino, Erubano, c'è Villa Guattera. Adesso cercheremo di capire anche col sindaco che indicazioni l'ARPA ha dato per la qualità dell'aria. Era stata data l'indicazione appena successo il fatto di tenere le finestre chiuse anche nei comuni adiacenti. Nei comuni adiacenti è rientrata questa emergenza, si sente a tuttora un odore molto acre. Lo potete vedere anche dal fumo che c'è, che ancora impegna gli agenti e i vigili del fuoco. Attenderemo il sindaco nelle prossime ore per capire le comunicazioni che darà ai cittadini. Edi, ti restituisco la linea. Grazie Francesco, nella situazione avete visto proprio a 2 passi dall'autostrada un incendio che aveva infatti fatto temere il peggio anche proprio per la vicinanza a un tratto stradale così trafficato e utilizzato soprattutto durante la settimana per i trasporti e nel weekend per raggiungere invece le località del lago di Garda. Però per ora sono stati scongiurati danni ingenti. Nel caso ci ricollegheremo, se arriverà il sindaco, con Villafranca Padovana con il nostro Francesco Ratai, ma intanto andiamo con la cronaca nel Bellunese, dove per noi c'è collegata la nostra Tiziana Bolognani, un'operazione delle forze dell'ordine che hanno sostanzialmente incastrato dei giovanissimi che avevano rapinato soprattutto delle cuffiette. Ci sono stati 3 arresti, si tratta anche di persone minorenni. Tiziana, buongiorno. Buongiorno Edi, sì, da Belluno per raccontarti e raccontare ai nostri telespettatori 2 episodi di cronaca distinti. Quello a cui tu facevi accenno è accaduto qualche giorno fa a Feltre, nel parcheggio del supermercato Lidl in Viale Montegrappa, poco distante dalla stazione ferroviaria. È lì che un giovane è stato, che si trovava lì assieme a 2 compagni, è stato accerchiato da una piccola banda composta da 3 ragazzi, 2 di questi minorenni, che gli hanno intimato di fargli vedere lo zainetto. All'interno dello zainetto i ragazzi hanno iniziato a frugare, hanno trovato un paio di cuffiette Bluetooth, se ne sono impossessati e si sono dati alla fuga. L'abilità del ragazzino, che non si è perso d'animo, è stata quella di chiamare immediatamente il 112 e dal luogo in cui è accaduta questa rapina alla caserma dei Carabinieri davvero parliamo di poche centinaia di metri di distanza. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente. Il ragazzino si era già lanciato all'inseguimento dei 3 che sono stati poi fermati dai carabinieri e sono stati portati in questura, e al termine degli accertamenti di rito in caserma sono stati arrestati tutti e 3 con l'accusa di rapina in concorso, ipotesi di reato che in questo momento è al vaglio della magistratura. Le cuffiette naturalmente sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario. Da Feltre andiamo a Cortina, dove grazie probabilmente anche all'arrivo di 7 nuovi agenti, il commissariato ha chiaramente una possibilità di gestire la sua attività in maniera molto più agevole. Così è stato mercoledì scorso, quando alla fermata dell'autobus è stato notato un giovane uomo di attorno ai 30 anni, che italiano, di origine venezuelane, attualmente lavoratore stagionale in una malga, che aveva alla vista dei poliziotti un atteggiamento un po' nervoso e probabilmente i poliziotti lo hanno notato, si sono fermati, lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso 36 bustine di marijuana già pronte per lo spaccio. A quel punto è scattata una perquisizione nell'auto del giovane uomo e anche al suo domicilio, e lì le cose si sono fatte un po' più serie perché sono stati trovati mezzo chilo di marijuana, 1.600 euro in contanti, oltre a tutta l'attrezzatura utile a confezionare le dosi, e il giovane uomo è stato arrestato
in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Che cosa ci insegnano queste due cose? Che la presenza delle forze dell'ordine, l'aiuto, anche la disponibilità e la consapevolezza dei cittadini che non possono voltarsi dall'altra parte certamente fanno la differenza per il mantenimento della sicurezza del territorio. Edi, da Belluno è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Tiziana, grazie a Stefano Bozzi per l'aiuto tecnico per questo collegamento. Insomma, nemmeno il bellunese è risparmiato da questi fenomeni che noi spesso raccontiamo, soprattutto nei territori della Marca, del Vicentino, insomma dalle zone che copriamo con le nostre dirette tutti i giorni. Il bellunese non è risparmiato e ve lo confermiamo sempre anche nel telegiornale poi della sera. Intanto ci colleghiamo sotto una pioggia scrosciante con Daniele Garbin. C'è stato un incidente ieri, siamo nel Vicentino, un'auto ha travolto un 62enne, un ciclista che era proprio in sella alla sua bici, un esito mortale, caccia al pirata. Ora Daniele, cos'è successo? Ciao Edi, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Corneto, nella frazione di Cereda, e proprio qui il 62enne Paolo Michelin proprio in questo punto ha perso la vita questa notte verso l'una. Lui era in sella alla sua bicicletta, anzi precisamente in quel preciso momento pare che invece la stesse accompagnando perché una e-bike aveva esaurito la batteria, quando è stato travolto da un mezzo, non è ancora chiaro se fosse una bici, una motocicletta, un'automobile, comunque uno scontro che gli ha fatto perdere l'equilibrio, è caduto a terra ed è morto sul colpo, ed è per questo che siccome il pirata non si è fermato, se è una caccia all'uomo in questo momento. La situazione è che, sentendo anche le testimonianze dei residenti, è che l'uomo era conosciuto e ben voluto, era in pensione da oltre un anno, e questa è un po' la tristezza. Viveva da solo con la sorella, non aveva una famiglia con figli, ma era conosciuto e ben voluto in zona. Probabilmente era alla ricerca di fresco, perché comunque era molto caldo ieri sera. I residenti ci attestano che questo comunque è un piccolo borgo proprio sulle Prealpi, e in questo punto la strada è una strettoia e molto spesso ci hanno detto, soprattutto la sera, passano ragazzi, sembra in motocicletta, scooter a forte velocità, ma anche automobili. E un tempo c'era una strettoia con un dosso per rallentare questo traffico, ma poi con le nevicate è stata tolta. Ecco, questo è il momento, la situazione. I carabinieri che sono intervenuti a vedere, anche a intervenire per i rilievi, stanno esaminando le immagini delle telecamere, quelle del Targa System. Anche il sindaco che abbiamo raggiunto ci ha detto in costernazione per quanto accaduto, proprio perché non era mai accaduto un incidente così in questa zona, che tutto sommato è tranquilla. Al momento è ancora caccia all'uomo. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele per questo collegamento. Insomma, la pioggia, torneremo anche sulla questione del maltempo di queste ore, un'Italia divisa in due, dall'asfalto che si scioglie a Roma, dal grande caldo e la grande affa di questi giorni, soprattutto nel nostro Veneto, in pianura padana, e l'arrivo oggi di temporali che sono previsti molto forti, soprattutto nella serata di domani e di lunedì. Intanto noi ancora con la cronaca ci colleghiamo con la nostra Elena dal Forno. Siamo a Zerman di Mogliano Veneto, per noi lì con la nostra Francesca Pezzo, perché ci sono stati ancora vandali nel cimitero. Cos'è successo, Elena? Buongiorno. Sì, buongiorno a te Edi, buongiorno agli telespettatori di Antenna 3. Siamo qui adesso con Bruno Cilotto, andremo a vedere che cosa è successo ancora una volta, un vandalismo qui al cimitero di Zerman. Adesso, se venite con me, andiamo a vedere proprio la porta dei bagni, che sono stati chiusi chiaramente dai carabinieri dopo la denuncia e gli eventi nefasti della scorsa settimana. Qui con me il signor Bruno Cilotto, che è il referente di quartiere, il presidente anzi del quartiere, che ci racconta cosa è successo e perché. Il perché vallo a sapere, intanto buongiorno, vallo a sapere perché questo cimitero ha una storia che alcuni 10-12 anni fa si trovavano dei resti che si presumeva fossero delle messe nere, delle sette che venivano qua a fare le loro cose. Circa 4 anni fa è successo la stessa cosa che andiamo a vedere adesso,
che addirittura sono venuti dentro, hanno fatto i loro comodi, i loro bisogni, e quei loro bisogni hanno dipinto le mura all'interno dei bagni e dopo hanno spaccato tutto. Ecco, successo anche questa volta, non si sa chi sia, e quindi niente, è puro vandalismo e non so dove sbattere la testa. Ecco, questi bagni tra l'altro erano stati appena ristrutturati, rimessi a posto. Sì, era tutto a norma, erano belli, puliti, c'è l'impresa che viene sempre a fare queste pulizie, insomma. 9.000 euro di rifacimento. Sì, dai 9 ai 10.000 euro, almeno si parla inizialmente, dopo saranno sicuramente molti di più. Ecco, io Edi credo che voi abbiate anche delle immagini e dei video che possiamo mostrare ai nostri telespettatori. L'altra volta non si recuperò, non si seppe chi fu, diciamo, il colpevole, ma qualche idea ci fu. Ecco, l'idea c'è, ma rimane solo l'idea. Nessuno venne incriminato per questo vandalismo. Ecco, potete vedere, avete visto per terra segni ancora del fuoco, dentro la porta i bagni sono, diciamo, visibili, completamente nere del fuoco lasciato, dei lumini buttati anche in giro qui davanti a questa porta. Ecco, signor Bruno, le chiedo ancora una volta, ci sono le telecamere di sorveglianza? Beh, io rimango anche sorpreso. Le telecamere c'erano proprio all'ingresso del cimitero. Allora, con la previsione che verranno messe di nuove, sono state tolte, non riesco a capire, perché se fosse stata a casa mia, prima metto quelle nuove e poi tolgo quelle vecchie. Rimane la politica, è così. Quindi non c'è nessuna ripresa di questo atto? Che sappia io, assolutamente no. Ecco Edi, con questa dichiarazione ti restituisco la linea e poi magari nel telegiornale della sera avremo notizie ancora un po' più dettagliate. Ti ringrazio, ti restituisco la linea. Grazie Elena, grazie ovviamente anche al tuo ospite. Insomma, non la prima volta che vengono colpiti non solo questo cimitero, ricordiamo un anno fa quello di Carbonera, era già stato vandalizzato anche questo di Zerman. Faremo il punto nel telegiornale della sera questa sera. Noi intanto andiamo in pubblicità e poi cominceremo a parlare di clima. Eccoci tornati in diretta con la nostra prima edizione. Apriamo dunque una pagina per parlare di clima, di che cosa sta accadendo, ma soprattutto delle nostre montagne, che cosa comporta tutto questo calore, tutte queste piogge, queste alluvioni, le frane, insomma che cosa sta succedendo, e lo facciamo insieme al geografo e professore all'Università di Padova Mauro Varotto, che saluto e ringrazio per essere qui in nostra compagnia. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E insomma, l'abbiamo visto in queste ultime settimane, dalla frana di Cancia, continui smottamenti sopra San Vito di Cadore sul Marcora, la scomparsa progressiva dei ghiacciai. Un mio vecchio professore di geografia che ci aveva fatto studiare proprio sul suo libro, professore, tra l'altro, diceva: godetevi questi ultimi anni in cui d'inverno continuerete a vedere le montagne, le cime delle montagne innevate dalla pianura, perché tra un po' di anni questi non ci saranno più. Uno zero termico che nelle scorse settimane ha toccato i 5.000 metri, quindi ancora più in alto della montagna più alta d'Europa. Che cosa sta accadendo, professore? Semplicemente sta succedendo quello che era previsto, quindi abbiamo ovviamente estati sempre più calde, con temperature che ormai sono salite di 2-3 gradi mediamente nelle nostre città rispetto a 50 anni fa, e tutti lo vediamo. Ovviamente la temperatura non è neanche una questione soltanto di picco di temperatura, ma è la durata di queste ondate di calore, quindi quelle che potevano essere delle giornate molto molto episodiche nel passato, oggi sono invece dei periodi molto lunghi con delle interruzioni molto brevi, e questo si ripercuote chiaramente per quanto riguarda la montagna sulla neve. Non è soltanto una questione di diciamo così, innevamento invernale che arriva sempre più tardi a causa appunto del calore anche autunnale che
che cresce. Ma è anche un problema di lunghi periodi di temperature estive molto elevate. Allora, anche quando nevica molto, magari tardivamente nella primavera, questa neve in realtà non riesce a compattarsi e quindi non riesce ad alimentare i ghiacciai, e in questo caso quindi abbiamo delle estati che, quando sono molto calde, appunto vanno ad intaccare quella che è la risorsa accantonata, diciamo, del ghiaccio preesistente delle annate precedenti. Quindi purtroppo noi dobbiamo immaginarci, queste sono le previsioni che ormai sono consolidate, delle nevi sempre più tardive, quindi concentrate nella tarda stagione invernale, e quindi poco durature, diciamo, poco persistenti, e quindi abbastanza inutili dal punto di vista dell'alimentazione dei ghiacciai, e poi delle estati sempre più calde che quindi determinano la fusione completa dei ghiacciai delle nostre regioni. Sicuramente spariranno tutti nel giro di pochissimi anni, ma poi in generale in tutte le Alpi i ghiacciai non arriveranno a fine secolo. Anche il ghiacciaio dell'Adamello, che è il ghiacciaio più grande d'Italia, non riesce, con questa tendenza, non riesce a raggiungere la fine di questo secolo. E tutto questo che cosa significa, professore? Cambierà la morfologia del territorio, cambierà la quantità di acqua, immagino anche, che sarà riversata nei nostri fiumi e di conseguenza ovviamente nelle nostre città, nei nostri paesi? Sì, avremo ovviamente precipitazioni più concentrate, non necessariamente meno acqua, questo il dato del previsionale non lo dice. Ci saranno dei periodi però siccitosi molto più lunghi, e poi appunto la concentrazione delle precipitazioni in pochi eventi che saranno sempre più estremi, e quindi noi dovremmo per forza di cose cercare di calmierare questi eccessi. Ovviamente lo possiamo fare prima di tutto riducendo la nostra impronta carbonica, ma questo è un elemento di prevenzione fondamentale. Ma poi dobbiamo anche adattarci con dei sistemi evidentemente di gestione idrica per quanto riguarda i fiumi, i bacini idroelettrici e via dicendo, che possono, tra virgolette, fare da casse di compensazione e di raccolta dell'acqua per i periodi più siccitosi. Certo. E sono già in corso dei progetti da questo punto di vista che chiaramente sono proiettati verso il futuro. Cambiare il modo di produrre energia, che diventerà un sistema anche di contenimento di queste acque che scenderanno appunto sempre più copiose in sempre meno tempo, e cercare da qui quindi di ricavare energia da questa forza, è questo che ci sta dicendo? Sì, da un lato sì, ma chiaramente deve esserci un intervento, diciamo così, coordinato, che va a ridurre gli sprechi d'acqua, per esempio, a cambiare le colture che richiedono troppa acqua, quindi bisognerà adattarsi anche a sistemi agricoli che siano meno esosi dal punto di vista della richiesta idrica. Dovremo ovviamente cercare di fare tesoro di questa risorsa che sarà sempre più scarsa, senza arrivare al punto in cui bisogna rinunciare all'acqua per un uso perché serve per un altro. Ecco, quindi c'è un lavoro da fare veramente su a tutti i livelli. Per quanto riguarda la montagna, appunto, è chiaro che questo porta verso una instabilità sempre maggiore, perché gli eventi estremi, la riduzione del permafrost crea instabilità proprio dal punto di vista geomorfologico, e quindi le frane, gli smottamenti e i crolli saranno ovviamente percentualmente più frequenti, saranno statisticamente più frequenti. Quindi si scapperà un po' in montagna per scappare dal caldo, chiaramente dal caldo estivo, dalle ondate di calore urbano, però dall'altra parte bisogna stare molto attenti appunto alla gestione del territorio montano. Quindi non basta andare su per stare al fresco, ma bisogna anche garantire la manutenzione e la gestione del territorio montano. Assolutamente. E se posso chiederle, prima di lasciarci, è stato chiarissimo nel raccontarci insomma che cosa succederà nei prossimi anni, di che cosa si sta occupando lei adesso? Sta per uscire un libro sulla Marmolada che un po' racconta quello che è stata la mia esperienza di misurazione del ghiacciaio in questi ultimi 20 anni, e anche un pochettino una riflessione sul perché siamo arrivati fino a questo punto. Questo è un po' una sintesi di quello che è stata
l'evoluzione della vita di questo ghiacciaio appunto in questi ultimi 20 anni, in questi ultimi 30 anni. Poi dall'altra parte mi sto occupando un po' di tematiche che riguardano la montagna. Abbiamo lanciato come Università di Padova un programma di corsi di formazione appunto che si chiama Orizzonte Montagna, piccoli corsi di formazione professionale che vanno dalla dimensione climatica a quella medica, a quella diciamo turistica e via dicendo, proprio per attrezzarsi verso quello che ci aspetta nel futuro. Senta, lungi da me dare degli spoiler sul suo libro, ma come ci si è arrivati a quel famoso 3 luglio del 2023 2022 che aveva appunto visto il crollo del ghiacciaio della Marmolada, coinvolgendo anche diverse persone che purtroppo non ce l'hanno fatta? Ma quello è stato un evento un po' imprevedibile, perché è stato veramente un caso molto molto particolare, con una combinazione di fattori, ovviamente il calore principalmente, ma poi il calore che ha inciso su una struttura del ghiacciaio fatta in un certo modo, molto seraccata, in appunto forte pendenza, con una forte spinta ovviamente dell'acqua e un forte riscaldamento delle rocce circostanti, ma diciamo così, quello che è accaduto in quel caso è solo ovviamente un evento parossistico, un evento un po' eccezionale, che è però dentro all'interno di un trend di fusione molto molto accelerata tutti gli anni. Quindi immaginate che insomma ogni anno se ne va almeno 3 volte in termini di volume il ghiaccio che è caduto in quell'occasione in pochi secondi. E quindi di fatto è chiaro che questi caldi molto intensi, molto prolungati determinano una quantità d'acqua di fusione importante, e dove ci sia una porzione di ghiaccio che magari è per sua natura instabile, la spinta dell'acqua può evidentemente farlo staccare. Adesso è difficile prevedere se succederà ancora, è complicatissimo da fare. Il mio collega Aldino Bondesana ha pubblicato un articolo proprio recentemente su questo. Servono monitoraggi molto accurati ed estesi a tutti i ghiacciai, cosa che ovviamente è costosissima ed è improponibile. Bisogna avere un minimo di prudenza, di attenzione e osservare appunto il ghiacciaio e cercare di evitare eventualmente la frequentazione in situazioni estreme. Professore, la ringrazio, è stato chiarissimo, ci ha dato un po' uno sguardo su quello che succederà e ovviamente un invito implicito a prestare sempre attenzione, prestarne sempre di più qualora si decidesse di andare in montagna in zone soprattutto più fragili. Professore, grazie per essere stato con noi questi minuti in diretta, averci raccontato così bene quanto sta accadendo alle nostre montagne, e a presto. Grazie a voi, arrivederci. Noi sulla scia di questo continuiamo a parlare di clima, lo facciamo dandovi alcuni dati. Sono 160 gli anziani over 75 che hanno chiesto l'aiuto del pronto soccorso per malori dovuti al caldo. Nessuno per fortuna in gravi condizioni, questo l'esito solo negli ospedali della Marca. Purtroppo negli ultimi 6 giorni abbiamo avuto oltre 160 accessi di persone, soprattutto over 75, pochi giovani, dei lavoratori giovani che hanno avuto delle crisi lipotimiche legate ovviamente all'abbassamento della pressione e alla sudorazione profusa. Per il resto tutti anziani che comunque per fortuna abbiamo tenuto in osservazione breve intensiva, sono stati idratati, erano disidratati e poi ovviamente mandati a casa tranquillamente con i familiari. Sono tutti anziani over 75 le 160 persone che negli ultimi 6 giorni hanno fatto richiesta al pronto soccorso della Marca Trevigiana. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure intensive, anche se 3 sono stati ricoveri precauzionali dovuti al gran caldo. Abbiamo solo 3-4 ricoveri, comunque nessuno in terapia intensiva, gestiti molto bene a livello della geriatria e delle medicine, per cui diciamo che ancora la cosa è contenuta. Uno sforzo che ha messo sotto pressione gli ospedali, che però hanno ben tenuto l'ondata di accessi. Io devo ringraziare tutti gli operatori dei pronti soccorsi del SUEM, perché veramente sono sotto pressione e nessuno
prevedeva un'ondata di caldo così importante. Anche se sono ormai noti i consigli di protezione, è meglio comunque ricordarli. Evitate di uscire dal mezzogiorno fino alle 5 del pomeriggio, soprattutto se siete over 75, perché chiaramente è rischioso, è a rischio. Usate comunque, se dovete uscire, il cappello, bevete tanta acqua, credo queste sono le cose. Bagnatevi i polsi se trovate una fontanella, se avete un rubinetto di casa, perché chiaramente il corpo va raffreddato. Caldo nei luoghi di lavoro, anche questo è un tema. Si è svolto in prefettura con i sindacati un tavolo ieri. Intanto la CGIL segnala che al cantiere del Bosco dello Sport stavano lavorando dopo le 14, dopo il divieto chiesto dal presidente di regione. Alle 14:20 eravamo davanti al Bosco dello Sport e abbiamo visto che l'attività procedeva come nulla fosse, lavoratori che stavano prestando l'attività, quando l'ordinanza dice in modo chiaro che in queste condizioni climatiche pericolose per la salute non si deve lavorare esposti al sole, si devono sospendere le attività, e parliamo di un appalto pubblico, un appalto del Comune di Venezia, dove la salute non viene adeguatamente tutelata. E allora noi chiamiamo in causa le responsabilità di questa amministrazione, che deve dare un indirizzo chiaro in questo momento. Va salvaguardata la vita dei lavoratori. Negli orari a rischio non si lavora, si sospendono le attività e i lavoratori possono beneficiare degli ammortizzatori sociali. Non si mette in discussione la vita delle persone per finire uno stadio. La denuncia di Giordano arriva al termine del tavolo svoltosi a Ca' Corner tra sindacati, forze dell'ordine, Spisal e il prefetto di Venezia Darcopellus, per fronteggiare l'emergenza caldo, anche alla luce delle recenti disposizioni emanate dalla regione. Un incontro, dicono, che si è rivelato proficuo, in cui sono state presentate alcune importanti richieste. Abbiamo richiesto l'estensione a quei settori che non vengono citati, quali la logistica, pensiamo al porto, all'aeroporto e ai rider, e le lavorazioni meccaniche. Ovviamente le nostre richieste sono state respinte, purtroppo, di conseguenza però noi non smetteremo di chiedere l'estensione di queste misure a tutti quei lavoratori che appartengono anche ad altri settori produttivi, però insomma necessari ed importanti per il nostro territorio. Ovviamente chiederemo anche ai lavoratori coinvolti di segnalarci qualora all'interno del proprio posto di lavoro e della propria impresa non vengano applicate le misure. Abbiamo portato la proposta di fare in modo che le buone pratiche, quello che viene scritto nell'ordinanza, ovvero la sospensione delle attività lavorative, congiuntamente anche alla possibilità di aprire gli ammortizzatori sociali quali cassa integrazione piuttosto che la FIS, nelle aziende ovviamente dove non è possibile andare a ridistribuire il lavoro in altri orari della giornata. La tutela della salute è importante, l'incontro comunque è stato proficuo. Così dunque da Venezia. Intanto con il generale Iannicelli facciamo un po' il punto delle prossime ore a livello del meteo, le previsioni del nostro generale. Pioggia intensa con vento forte e grandine. È la previsione per domenica prossima, stando alle carte meteorologiche del generale Giancarlo Iannicelli, che ci fa vedere dove ruotano gli anticicloni responsabili della fortissima ondata di caldo di questi giorni, con una novità decisamente impattante. La novità è che sul bordo di questo anticiclone c'è una discesa di aria più fresca, potrà dar vita a un contrasto con la massa d'aria calda che permane in pianura e quindi temporali che potranno essere localmente anche intensi. Maltempo forte ma a macchia di leopardo. Fortunatamente sarà abbastanza isolata la situazione di questi fenomeni e di breve durata, quindi prevediamo da domenica che gli impulsi saranno più intraprendenti e potranno dar vita dal tardo pomeriggio anche gradualmente fenomeni temporaleschi. Il gran caldo ha portato in alto lo zero termico con gravi conseguenze sul fronte grandine. Arriva la grandine perché c'è il sollevamento della massa d'aria, si solleva, si raffredda, è ricca di umidità, quindi di vapore, questo si congela e forma il ghiaccio, ricadendo poi aumenta di volume. Il rischio quindi è che si ripetano chicchi come il 26 giugno nel Monte Bellunese e nell'Alta Marca. Poi c'è il vento.
colpi di vento molto forti che sono dannosi insieme alla grandine. Poi poter prevedere l'intensità e il posto dove si verificherà questo fenomeno è sempre molto difficile. Sorvegliata speciale l'intera area pedemontana, punto di contatto tra l'aria calda umida di pianura e quella fredda discesa da nord. È qui che si formeranno i fenomeni più intensi. Tutto passerà già da lunedì, quando gradualmente riprenderà il caldo, che a metà luglio toccherà punte mai viste prima. Avremo di nuovo dei picchi di 39-40 gradi. Ricordo, e non lo dimentico mai, lo ricordo sempre, che per chi lavora e chi deve stare con il capo al sole, all'aperto, che i 39-40 gradi previsti sono previsti all'ombra e sono rilevati all'ombra. Quindi al sole, all'aperto, si dovrebbero sopportare fino a 60 e oltre gradi, quindi è una situazione veramente critica. E insomma, prestare molta attenzione dunque e in attesa dei temporali. Andiamo invece con la cronaca subito dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta con la cronaca. Come anticipato prima della pubblicità, è una notizia che apre i giornali questa mattina, il nostro telegiornale ieri sera, ancora la cronaca che ci arriva dalle strade della Marca a Pederobba. Siamo un schianto contro l'auto che lo precedeva, non c'è stato nulla da fare per un 65enne che era in sella alla sua moto. Un istante e si compie l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. La moto urta l'auto che la precede, il Centauro viene sbalzato e finisce nel fossato. Nulla da fare per il motociclista. Lungo via Valcavasia a Pederobba perde la vita Ubaldo Baldo, 65 anni. A dare l'allarme alcuni automobilisti che assistono al dramma. Sì, ero sul furgone e ho visto solo volare l'uomo e basta. Finire nel fossato? Sì, esatto, basta. Ha fatto un volo? Sì, il volo, adesso non so quanti metri ha fatto, però ha fatto un bel volo. Sì. E c'era la macchina, la Panda qui davanti? Era ferma in mezzo alla strada che doveva girare, dopo non so, non ho visto tutto quanto la dinamica. Davanti ai loro occhi lo strazio di un'altra vittima. Sul posto accorrono i familiari. Le urla della moglie. Arriva il sindaco Marco Turato che conosce il 65enne. Famiglia conosciuta in paese, stimata, apprezzata, umile e mi stringe il cuore vedere una vittima così sulla strada. Mi dispiace, un forte abbraccio a tutta la famiglia, soprattutto ai figli. L'amministrazione è vicina a loro in questo momento così tragico per loro. Stava rientrando dal lavoro? Si stava rientrando dal lavoro, purtroppo questa mattina avrebbe dovuto essere anche in un altro posto, tra l'altro mi diceva la moglie, per cui anche la fatalità ha giocato un brutto scherzo. Una tragica fatalità. Secondo i primi accertamenti, il 65enne, originario di Cavaso del Tomba, ma da anni residente a Pederobba, stava percorrendo la strada, un lungo rettilineo, davanti una Panda che all'altezza dell'incrocio con via dei Castelli sembra avesse iniziato una manovra per svoltare. Un attimo la due ruote tocca l'auto e finisce fuori strada. Per il 65enne nulla da fare, soccorso anche il conducente della vettura trasportato dal suo M118 in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I due mezzi coinvolti nell'incidente sono stati messi sotto sequestro. Una strada pericolosa questa dove corrono, si lamentano alcuni cittadini, lo conferma anche il sindaco. È una pista di decollo questa strada qua. Ed è pericoloso non solo in questo punto ma in tutto il percorso dell'SP26, sia per la velocità dei mezzi, per gli incroci e anche e soprattutto per gli animali selvatici che la attraversano di notte e che tante volte ha portato anche a tragedie simili. Gli automobilisti transitano, rallentano a lato, sul fossato la moto, poco distante, il corpo di Ubaldo Baldo. Gli occhi della gente si abbassano, un'altra vittima, un'altra famiglia piegata dal dolore, un'altra croce sulla strada. Un'auto ha travolto un monopattino, un 31enne è stato sbalzato nel fossato ed è ora gravissimo. L'incidente alle 23 a Colli Umberto, dove un 24enne del posto in una via priva di illuminazione si è scontrato con il 31enne di origine straniera di Ponte nelle Alpi che era a bordo del suo monopattino. È stata immediata la chiamata ai soccorsi e sul posto si è precipitato l'elicottero di Treviso Emergenza che ha trasportato d'urgenza l'uomo in ospedale Cafoncello, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Vittorio Veneto.
E dopo 7 mesi dall'avvio del nuovo codice della strada, mercoledì scorso il Ministero ha dato il via libera all'installazione di un dispositivo contro la guida in stato di ebbrezza obbligatoria per chi è già stato sanzionato per questo reato, un provvedimento che come sempre divide gli automobilisti. Questo è l'Alcol Lock, dispositivo che impedisce all'auto di mettersi in moto se il conducente supera il tasso alcolico consentito, che su veicoli aziendali e per i neopatentati è 0, mentre su quelli di proprietà è di 0,5 grammi per litro di sangue. Dal 9 luglio è obbligatorio per chi vuole continuare ad utilizzare un'automobile dopo essere stato fermato e sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Uno strumento utile, secondo Angelo Centola, direttore di ACI Treviso. Secondo ACI Treviso, l'Alcol Lock è uno strumento molto importante per combattere la guida in stato di ebbrezza e quindi il tema dell'alcolismo e quindi la sicurezza stradale. Vediamo di trovare la soluzione anche per avere un'applicazione pratica e concreta, ma soprattutto efficace, perché la sfida si vince sull'efficacia di questo provvedimento. Scritto sulla carta, ma tutto da attuare a partire dall'omologazione dei dispositivi per non trovarsi a gestire ricorsi come per gli autovelox, fino ad arrivare alle norme di installazione per evitare possibili furbate che disattivano lo strumento. Poi c'è il capitolo compatibilità, considerando che molte auto datate non potranno mai montare l'Alcol Lock. Una caratteristica del parco veicolare italiano, devo dire che in provincia di Treviso il parco veicolare è molto più giovane, effettivamente lo strumento è efficace a seconda della necessità di avere un parco veicolare molto più giovane, e devo dire che è una situazione da riflettere e da approfondire, perché sinceramente non possiamo fare delle soluzioni per fasce di categoria A o di categoria B, quindi diciamo che tutti gli automobilisti dovrebbero essere trattati, oppure dovrebbero avere le stesse opportunità. Un concetto che si carica anche del costo medio di acquisto e installazione del dispositivo, calcolato in non meno di 2.000 euro. Un investimento inevitabile per chi non può fare a meno dell'auto, anche se per l'ACI il vero investimento per tutti dovrebbe essere la prevenzione. Quindi prima di parlare dell'investimento io mi sento di dire agli automobilisti: cerchiamo di rispettare le regole, così tutti questi investimenti probabilmente ce li evitiamo. Quindi non beviamo prima di metterci al volante, cerchiamo di capire che quando dobbiamo guidare un'auto, soprattutto dopo una serata, dobbiamo essere sobri e parchi nel bere e nel mangiare. Così dunque noi continuiamo a parlare di viabilità, perché da lunedì chiude via Velo a Romano Dezzelino per il rifacimento del ponte sulla Valsugana. Il contributo della nostra Vanessa Banzato. Romano Dezzelino, come il sindaco Simone Bontorin, perché da lunedì viene totalmente chiusa via Velo per il rifacimento e la sistemazione del ponte lungo l'SS 47 Valsugana, che sarà chiusa parzialmente per permettere ugualmente il doppio transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia. Sindaco, però c'è da dire che la viabilità sulle strade, soprattutto di attraversamento per Romano, diventa un tasto dolente, soprattutto negli ultimi tempi. Sì, fortunatamente c'è questo lavoro che sembra essere in anticipo sul cronoprogramma, però lungo l'asse della statale 47 abbiamo avuto effettivamente parecchi rallentamenti e inceppamenti. Fortunatamente qualche settimana fa è stato riaperto lo svincolo Romano Sud, che di fatto va anche ad alleggerire la situazione del traffico pesante, quindi dei mezzi pesanti che poi dovevano transitare nelle aziende che sono al di là del ponte del cavalcavia della superstrada, di conseguenza andavano anche a inserirsi nella viabilità comunale e nei centri abitati. Ecco, vogliamo spiegare come funzioneranno i lavori, come saranno strutturati i lavori? Questo che è alle mie spalle è un lavoro che prevede la sostituzione del ponte, di conseguenza prima una parte e poi l'altra verrà interrotta il transito su una delle due carreggiate. Da lunedì 7 luglio verrà interrotto il traffico sulla carreggiata verso est e di conseguenza all'incirca dall'altezza del ponte che si trova all'altezza di Perin verrà deviato il traffico all'interno della carreggiata ovest, quindi ci sarà un doppio senso di marcia sulla carreggiata ovest per circa 1 chilometro, 1 chilometro e 100, per poi riaprire il traffico su entrambe le carreggiate poco prima dello svincolo Romano Nord.
quindi ci sarà circa 1 chilometro all'interno del quale si scorrerà su un'unica carreggiata a 2 corsie e di conseguenza il traffico sarà evidentemente rallentato e le velocità dovranno essere moderate proprio per questo cambio di corsia. Nel frattempo Via Velo? Nel frattempo Via Velo rimarrà chiusa, l'idea e il cronoprogramma è quella di averla chiusa fino a gennaio 2026, questo è quello che ci aspettiamo. Sembra che ci siano degli anticipi rispetto al cronoprogramma perché questo lavoro era in programma tra qualche settimana e di conseguenza la pressione fatta su ANAS e sull'azienda che abbiamo incontrato più volte proprio perché riteniamo che avere un colloquio diretto con le aziende che fanno i lavori permetta anche di togliere tempi morti, ci ha permesso di vedere già questa ordinanza, quindi speriamo bene, incrociamo le dita e monitoreremo perché tutto proceda per il meglio. C'è da dire che soprattutto negli ultimi tempi la statale Valsugana è stata teatro di difficoltà a livello viabilistico. Soltanto la settimana scorsa si è chiusa, tra l'altro qualche giorno fa, la partita a Rosà della fuga di gas che ha appunto costretto una parte del territorio rosatese a essere completamente off limits per quanto riguarda il traffico lungo l'SS 47. Un'arteria trafficatissima. Però ci sono ancora tanti lavori da fare dal punto di vista proprio strutturale perché continui a essere davvero l'anello di congiunzione nord-sud. Effettivamente su questa strada abbiamo parlato non troppi anni fa, però si parla ormai di 3 anni fa con l'assessore regionale alle infrastrutture e si era parlato della nuova progettazione anche rispetto a quello che è l'arteria che dovrà svilupparsi verso sud. La parte verso nord nel tratto di Romano fortunatamente è a 4 corsie, ma subito a nord abbiamo poi delle curve secche un po' pericolose dove sono avvenuti parecchi incidenti anche molto gravi. Poi c'è il tratto ancora più a nord che entra in Valsugana e dove si restringe la strada e di conseguenza avere a cuore questo pezzo di territorio significa doverci mettere dei soldi, dover investire sulla progettazione per creare finalmente una strada statale a 4 corsie che colleghi la superstrada pedemontana veneta con la zona sud, e quella è probabilmente la più semplice, e soprattutto a nord dove abbiamo restringimenti, limiti fisici dovuti alla valle e soprattutto comunità da tutelare, per cui su questa cosa secondo me ognuno dei sindaci che fa parte di questo asse ha qualcosa da dire e si batterà perché le cose vadano sempre meglio. Così insomma dalla Valsugana noi siamo ancora nel Vicentino perché i cantieri TAV arrivano proprio a Vicenza la prossima settimana e per questo il sindaco è stato a Roma dove ha incontrato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini. Al centro della riunione un aggiornamento sulla realizzazione dell'alta velocità a Vicenza con particolare attenzione al bosco Lanerossi. La TAV approda a Vicenza in una delle estati più calde del terzo millennio, ma l'apertura dei cantieri dell'alta velocità per l'attraversamento di Vicenza rischiano di scaldare ancora di più queste giornate bollenti con le proteste degli attivisti no TAV che hanno fatto del bosco Lanerossi un simbolo della loro opposizione all'alta velocità. Abbiamo già approvato in Consiglio Comunale una mozione per chiedere di salvare il bosco Lanerossi e per salvare anche tutto ciò che sarà possibile nella zona di Calte. Questo perché quei boschi sono in area privata, ma abbiamo la possibilità di trasformarli in boschi pubblici, in boschi fruibili e sono boschi tra l'altro con una grande biodiversità, quindi con un valore eccezionale per questo quartiere. Ce li hanno fatti scoprire gli attivisti che in questo anno e mezzo hanno fatto in modo che la città scoprisse questo patrimonio che prima non era conosciuto. Aspettiamo da Erika Vederrefi una risposta prima che inizino i lavori, perché per quanto ci riguarda vogliamo costruire con il soggetto che costruirà l'opera un protocollo che porti non soltanto a prevedere quali parti salveremo di questi boschi, ma anche dove potremo rimboschire, dove potremo piantumare tutti gli alberi che sono previsti dal progetto, perché ricordo che per ogni albero abbattuto è previsto la piantumazione di 7 alberi, oltre a un contributo economico da parte di RICAV per nuove piantumazioni che noi vorremmo portare tutte nelle zone colpite dalla TAV. Il sindaco lancia un messaggio che arriva anche agli attivisti. I boschi in città verranno tutelati, ma vanno evitate le tensioni. Il mio auspicio è che non ci sia nessun tipo di tensione, che le cose possano procedere nella maniera più serena possibile, anzi è un invito che faccio a tutti, perché è giusto far sentire la propria voce, ma è giusto farlo nella maniera pacifica. Proprio nelle scorse ore Giacomo Possamai è tornato da Roma, dove ha incontrato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Nell'occasione ha ribadito la necessità di evitare nella parte est della città il potenziamento della linea ferroviaria con nuovi binari, puntando invece su soluzioni tecnologiche.
vuol dire intervenire per esempio sugli scambi, sui segnalamenti, tutti gli interventi che possono essere fatti senza modificare il numero di binari nel tracciato. RFI in passato ci ha già risposto che è un percorso che non intende intraprendere, ma abbiamo voluto ribadire al Ministro questa richiesta. Infine attenzione particolare alla zona di 7K, dove potrebbe essere costruito il famoso Salto del Montone. L'obiettivo è evitare questa ipotesi che avrebbe un grosso impatto sul quartiere. Abbiamo ribadito al Ministro la richiesta di intervenire in questa direzione e il Ministro ha richiesto del RFI di approfondire tutte le soluzioni progettuali per avere una relazione che gli consenta di intraprendere una decisione. Così insomma sulla viabilità vicentina, ma sarà un weekend da bollino rosso sulla rete autostradale Alto Adriatico, sono previsti oltre 200.000 transiti. L'avvio dei saldi estivi, con anche la notte dei saldi a Trieste, sabato 5 luglio, il concerto del cantante Lazza a Lignano Sabbiadoro nella stessa giornata e l'esibizione delle frecce tricolori sempre sul litorale friulano, domenica 6, influiranno pesantemente sull'andamento dei transiti sull'autostrada A4 nel fine settimana. Previsto il passaggio di oltre 200.000 veicoli. In base ai dati storici e alle variazioni percentuali registrate lo scorso fine settimana, si prevede che nel solo casello di Latisana, fra entrate e uscite, transiteranno circa 65.000 veicoli tra sabato e domenica, a San Donà di Piave più di 40.000, a Palmanova quasi 30.000, tra ingressi e uscite verso le località turistiche e i grandi centri commerciali. Sempre in base ai dati storici delle code registrate, quelle che determinano i cosiddetti bollini, si prevede che sabato sarà la giornata di maggiore intensità del traffico e quindi maggiore probabilità di code, in particolare al mattino sulla tangenziale di Mestre e sulla A4, anche al pomeriggio in direzione Trieste, con il passaggio di più di 180.000 veicoli lungo la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico. Stessi numeri anche nella giornata di domenica, quando però il traffico si diramerà in più direzioni e soprattutto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti avrà una durata oraria più lunga. Saranno comunque probabili code e rallentamenti in corrispondenza degli svincoli direzione mare. Proprio le ultime domeniche hanno fatto registrare incrementi di transito significativi, più 4% domenica 30 rispetto all'omologa giornata del 2024, con 179.000 passaggi rispetto ai 171.000 dell'anno precedente. Su questo dato hanno influito anche le uscite alla Tisana, più 42%, con 17.000 transiti rispetto ai 12.000 del 2024. Per questi motivi Autostrade Alto Adriatico ha rafforzato il personale a disposizione già in questa prima parte della stagione, visti i numeri in crescita, domenica compresa. Si tratta di 300 operatori e tecnici tra esattori, ausiliari, personale del centro radio informativo, tecnici di impianti dei servizi manutentivi, assistenti ai piazzali, che saranno in servizio fra sabato e domenica. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. E intanto andiamo a Padova perché sono stati presentati i rendering della nuova questura che sorgerà in via Anelli, nell'area dove fino a pochi anni fa c'erano delle palazzine del complesso Serenissima che erano diventate per la città un simbolo di degrado. Sarà pronta, se sarà rispettato il cronoprogramma, nel 2031 la nuova questura di Padova. Entro il primo semestre del 2027 ci sarà la posa della prima pietra. Un lavoro sinergico tra questura, ministero e comune per realizzare una struttura di quasi 300.000 metri quadri dove lavoreranno 700 persone. Un bel esempio di sinergia istituzionale pubblico-privato, un edificio che restituirà dei luoghi di socialità e di vivibilità in un quartiere che era stato caratterizzato dal degrado e da difficoltà negli anni pregressi, e quindi un apprezzamento e un ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito e che contribuiranno anche in futuro a dare un presidio di legalità alla città di Padova. 62 milioni di euro il costo per la realizzazione di quest'opera che riqualifica un'area per anni simbolo di degrado. Un passo importante che fa questa città, un passo importante che fa quel quartiere che ha vissuto la disperazione, la tragedia, la difficoltà che ha rappresentato quel luogo. Oggi questo progetto è anche simbolicamente un po' l'esempio di come le istituzioni possono, lavorando bene insieme, dare una risposta che cambia la vita a un territorio, a una città, e cambia la vita soprattutto a tante famiglie, a tante persone che vivono in quel posto. Eccola la nuova questura come sarà realizzata su uno striscione proprio dove sorgeva il complesso Serenissima di via Anelli. Una struttura moderna, ambientalmente sostenibile, che accoglierà
almeno 1000 utenti al giorno. Lo stabile, dove ora è inserita la questura, verrà utilizzato come commissariato cittadino. L'attuale commissariato Stanga, che è appena a 200 metri dall'area dove verrà realizzata una questura, non avrà più motivo di esistere, sarà assorbito, e quindi prevedere un presidio di polizia, quindi una parte diciamo degli uffici dove attualmente è ospitata la questura. La provincia ha dato la disponibilità a fare un comodato gratuito, in maniera tale che andremo a realizzare un commissariato centro, lasciando poi un presidio in ogni caso, diciamo, di polizia, un presidio istituzionale in un'area qual è il centro cittadino, che sicuramente eviterà una sorta quasi di crisi di abbandono da parte dei residenti. Comunque un presidio che è sempre, in termini di sicurezza, è un ulteriore valore aggiunto su questo tema. Noi cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema, perché sarà il grande regista napoletano premio Oscar a inaugurare in concorso mercoledì 27 agosto la mostra del cinema di Venezia. Sarà il film Ragazzi, scritto e diretto dal grande premio Oscar Paolo Sorrentino, ad inaugurare mercoledì 27 agosto l'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'annuncio del direttore della Biennale Cinema Alberto Barbera, che a Venezia portò per la prima volta Sorrentino come regista del suo primo lungometraggio Uomo in più. Sarà dunque un film italiano ad aprire la mostra di Venezia. Ragazzi racconta una storia d'amore, ancora avvolta da stretto riservo la trama. Si sa però che è stato girato in Italia, forse a Napoli, ci si chiede, e che il set ha fatto però tappa lo scorso aprile anche a Torino. Il film d'apertura è interpretato dal grande Tony Servillo e Anna Ferzetti e sarà nel concorso principale di Venezia 82. Dunque non una partecipazione senza ansie, ma in corsa per la vittoria finale del Leone d'Oro. Paolo Sorrentino, che lo scorso anno scelte la Cosette di Cannes per il suo Partenope, torna a Venezia a 4 anni dal film È stata la mano di Dio, che vinse il Leone d'Argento, Gran Premio della giuria, e il premio Marcello Mastroianni per il giovane attore Filippo Scotti. Così in quell'occasione ci rispose il regista. Da bambino avrebbe mai immaginato di fare questo mestiere? No, francamente non pensavo che nessuno mi avrebbe mai affidato più di 50.000 lire per fare qualche cosa. Come è nata questa sua passione? La mia passione per il cinema è nata guardando film a casa annoiato, e a un certo punto mi sono reso conto che i film erano una meravigliosa occasione di fuggire la propria malinconia, la propria sofferenza. Continua il grande binomio artistico con Tony Servillo, che alla mostra dello scorso anno disse: un rapporto con Venezia è un rapporto magnifico, ho fatto qui tante regie liriche alla Fenice e poi è arrivato anche il cinema, è un rapporto molto molto forte. E con questo si chiude la nostra prima edizione, grazie per averci seguito. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo e poi la puntata di agricoltura. Appuntamento ai telegiornali della sera, arrivederci.